Il sentimento che provo ora è proprio quello di paura di questa persona conosciuta da tanti anni che però è ancora qui. E quello che mi consigliano è: ma cerca di cambiare percorso, cambiare strada per evitarlo. Non è possibile una cosa del genere, ma soprattutto sono preoccupata per la mia incolumità. È ancora scossa Silvia Rizzotto, consigliera regionale della lista Zaia, trevigiana di Altivole, di cui è stata 2 volte sindaco. Pur essendo tristemente quotidiana, questa volta l'aggressione verbale subita dal senza tetto che è presenza fissa di Piazzale Roma, questa volta è stata di una violenza scioccante. Ho trovato, come di consueto da diversi anni ormai, il noto clochard Pasquale Aita, il quale, come sempre, ha iniziato, quando vede un consigliere regionale, ad insultarlo, riempirlo di epiteti e nel caso di donne, particolarmente anche in ambito sessuale. Mi ha inseguito, ha iniziato a urlare come un forsennato, devi morire. P- mm. E lo urlava talmente forte che penso sia rimbombato in tutta la piazza, ma l'ha urlato diverse volte e ha iniziato a seguirmi. Io devo dire, ho cercato, non mi sono voltata, sono andata oltre, non volevo dare adito ad altre storie con lui e ho proseguito, ma ho preso veramente paura. Le goliardate che avevano inizialmente reso Pasquale un beniamino di almeno parte dei frequentatori di Piazzale Roma sono mutate nel corso degli ultimi anni in un atteggiamento più aggressivo che lo ha portato a collezionare un centinaio di denunce, tra risse, vandalismi, ingiurie, imbrattamenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Insensibile anche ai Daspo, Pasquale è stato persino oggetto di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e dopo una colluttazione nella quale erano rimasti leggermente feriti i consiglieri Giulio Centenaro e Jonathan Montanariello, le sue gesta erano finite addirittura sul tavolo del ministro dell'Interno. Ho preso veramente paura e nell'indifferenza totale di una piazza piena, Piazzale Roma, alle 9:50 di un martedì mattina. Questa indifferenza mi ha fatto davvero male, ma soprattutto mi ha fatto male la paura che ho provato